Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria Live. L'ospite di questa puntata è Francesco De Carlo, che in questo momento io vedo frizzato. Sono frizzato ancora? No, adesso No, no, c'è, eccoti, c'è. sei tornato. Buonasera a tutti. Bentornato a Tintoria, c'è anche Stefano Rapone Ciao. alla co-conduzione. Come va? Ciao, Bene, ciao. bene, il grande giorno, quindi Stasera in onda su Comedy Central e Now TV a che ora? alle 22. Alle 22, quindi se state sentendo o guardando questa puntata in diretta alle 22, poi ve lo andate a vedere, ci sarà The Roast of Italy, il nuovo programma condotto da Francesco De Carlo, che è uno dei motivi per cui sei stato rinvitato a Tintoria, dove sei sempre il benvenuto e puoi venire quando ti pare, è proprio per parlarci un po' di questo programma di cui in realtà io non so quasi niente, cioè mi ricordo quando lo stavi facendo, ne avevamo parlato un po', però so molto poco, quindi che cosa ci puoi dire? Se posso fare la domanda più banale, cosa ci puoi dire di questo programma? Allora, innanzitutto l'altra cosa è trasmettono in diretta sulla pagina Facebook di Comedy Central Italia la prima puntata, quella di stasera. Attenzione. Quindi se volete la potete vedere anche lì, diciamo. Un saluto ai social media manager di Comedy Central Italia. Esatto, che conoscete bene. Che inviteremo a questo punto. Che inviteremo. Sì. Tra l'altro, sono sulla lista delle persone che inviteremo. No, che cos'è The Roast of Italy? Tutti conoscono The Roast. Che cos'è il The Roast? Ovvero è un format Comedy Central reso molto famoso in America ed è quella cosa che succede quando fai il compleanno e al festeggiato tutti gli amici preparano, lo fanno arrosto, diciamo, gli dicono delle cattiverie e poi lui alla fine di tutto il giorno, anche nei matrimoni funziona così, poi lui alla fine prende per culo tutti. Da qua hanno fatto, ormai saranno 30 stagioni, 20 stagioni, non lo so, di un programma televisivo dove di solito ci sta un personaggio famoso tipo Donald Trump, tipo David Hasselhoff o Justin Bieber, che viene appunto preso per culo da tutti i comici in una serata evento. Non c'entra niente con questa cosa qua il programma che ho fatto io perché praticamente il concetto di The Roast rimane, ma l'idea adesso è di prendere un paese e fare la stessa cosa nei confronti di un paese e per questo si chiama The Roast of Italy, cioè prendiamo l'Italia e gli facciamo il roast. Io ho interpretato tutto ciò in chiave molto personale, in chiave molto quasi autobiografica, nel senso che a me è sempre interessata una cosa del nostro lavoro: che cosa deve fare un comico per scrivere un monologo? Non può stare dentro casa, e questo è un anno terribile da questo punto di vista, deve uscire di casa, abbandonare la propria comfort zone, fare delle esperienze e poi su quelle esperienze scrivere i suoi punti di vista che si spera cambino nel corso delle esperienze. Quindi questo è quello che ho fatto io. Ho preso 9 temi anzi molto larghi, che sono fuori dalla mia comfort zone, no? E ho detto vediamo qual è il mio punto di vista su questo preciso argomento, e da lì ho fatto un'esperienza e su quell'esperienza poi ho scritto del materiale, e quasi sempre il punto di vista che avevo all'inizio della puntata cambia nel corso della puntata e finisce con un monologo che non sempre nega quello che ho detto all'inizio, ma comunque è un'aggiunta in più, perché lo sapete meglio di me, quando fai un'esperienza poi cambi il punto di vista, insomma. Certo. Senti, ci puoi dire l'argomento della prima puntata? E come no, i bambini. Sì, ho visto una preview, è uscito il teaser, se così possiamo. Il teaser sostanzialmente sono questi due ragazzi. Io odio i bambini, questo è il punto di partenza, anche perché una delle cose che mi manca nel vivere all'estero è che all'estero ce ne stanno molto di meno. È una cosa molto italiana quella di portarsi questi ragazzini fino a tardi al ristorante, no? Se avete degli amici americani o inglesi se ne stupiscono molto. Io mi ricordo anche a Ron's Comedy Club, quando facevamo le serate in inglese, molti comici, tra le tante cose della loro comicità osservazionale, parlavano appunto del fatto che in Italia i bambini stanno dappertutto. E quindi ho fatto questo, ho fatto il babysitter, ho preso questi due bambini, Jamal e Jeremy, 6 e 9 anni, e li ho portati un po' di tempo in giro con me e sono impazzito sostanzialmente, perché un po' era la paura che gli succedesse qualcosa, e gli è successa una cosa, tra l'altro. Dopo un'ora che stavamo insieme uno si è fatto male e io già ho visto la mia vita finita, perché poi
oltre a stare con questi ragazzini, stavo pure girando un programma, quindi immaginati il senso di colpa se qualcuno si fa male per davvero durante la cosa. E poi mi hanno devastato a me, nel senso che mi hanno bullizzato dall'inizio alla fine, e ho scritto del materiale su questo argomento. Senti, ma perché tu non avevi avuto a che fare molto con bambini nella tua vita? Non hai mai fatto tipo il babysitter al di fuori di questa esperienza? No, io credo che per noi comici il bambino è una nemesi, nel senso che attirano l'attenzione, noi siamo molto infantili ed egocentrici, e quindi da questo punto di vista ci rubano un po' la scena, no? E per questo poi, cioè, noi vogliamo essere al centro della scena, noi vogliamo essere quelli infantili, noi vogliamo non prendere la vita sul serio. Noi vorremmo dire cacca tutto il tempo, poi questo è il nostro lavoro, no? E quindi quando c'hai dei bambini che lo fanno così, a me mi è sempre un po' dato fastidio, perché la centralità se la prendono loro, e tu invece di parlare dei tuoi problemi con gli amici stai là a guardare un disegno di merda che ha fatto un ragazzino. Questo è più o meno quello che succede quasi sempre, no? Tra l'altro volevo dire che cacca, se non sbaglio, è una battuta di Stefano Rapone. Comunque, Sì. Il nuovo monologo. Il titolo dello spettacolo. Lo spettacolo Se si chiama tu- così, e anche il testo è lo stesso. avendo invece fatto io il babysitter tanti anni or sono, ad averlo saputo ti avrei potuto tranquillizzare. Io mi ricordo che io facevo il babysitter, io avevo 20 anni, 21 anni, facevo il babysitter a un bambino di 7-8 anni, 7 anni, e quando venivano a casa gli amici maschi, soprattutto, con le bambine erano più tranquilli, ma quando venivano a casa 3 bambini maschi, l'impressione che avevo era che loro proprio si vedevano subito prima di uscire a scuola e dicevano: oggi c'è sta il babysitter, noi troviamo un modo di morire mentre ci sta lui. A tutti i costi, cerchiamo un modo proprio che io prendo uno spigolo qua, mi si apre il cranio in due, io mi butto alla finestra, e passano le 4 ore che fanno a lotta con te, e quindi tutto il tempo provano a darti pugni alle palle, tutto il tempo. Cioè te combatti contro 3 bambini a fare la lotta, te ne devi spingere 2 e l'altro no, ti viene a dare i pugni alle palle, quindi poi li devi tirare via. Però contemporaneamente quelli dice: ah, non ti sei fatto da un pugno alle palle? E allora io mi butto dal 4º piano. Allora poi lo devi riacchiappare. Insomma, i bambini sono... No, ma guarda, ti spoilerò handful. una cosa della puntata di stasera. Il programma non potrebbe esistere senza l'apporto fondamentale degli autori Ciccio Lancia, che forse conoscete, Igor Artibani e Ilenia Currò, che salutiamo tutti. Che salutiamo, e sono stati sono fantastici, perché ancora stiamo lavorando. Quando siamo andati a prendere questi bambini, siamo arrivati con un po' di giochi, no? Quindi vedrete racchettoni, cose che abbiamo preso, dei palloni, così, per dire almeno qualcosa faccio, perché sennò che cacchio fai con ragazzini tutto il tempo. E a un certo punto, in un negozio molto grande di giocattoli, abbiamo visto una mazza da baseball. E io ho detto: ma gli prendiamo una mazzata? Sai che bello portare in televisione una cosa diversa e non sia sempre il calcio, il baseball? E loro mi hanno detto: ma Francesco, guarda che magari col baseball si fanno male, perché ti danno una mazzata. Ma ci sto io, raga, ma che si può... Vi giuro, tanto lo vedete stasera, 10 secondi, boom, gli dà una mazzata sulla fronte e incomincia a urlare questo ragazzino. Io non riesco a vederla quella scena, perché poi l'ho vista e rivista per montarla. Io non riesco ancora a vederla, per quanto lui urla che si è preso sta mazzata qua. E poi Quindi sono fratelli i 2 ragazzini? Sì, l'altro è la tenerezza è che quell'altro si è sentito in colpa. Io non sapevo più che fare, perché ho detto: questo si è fatto male, e mo che cazzo faccio? E quindi perché un conto è se si fanno male quando fa il babysitter, ma se c'è pure di mezzo la televisione è finita. È finita. Che cazzo? Non puoi inventarti niente, tutto filmato, non puoi dire... No! È vero. Non puoi dire: oh, guarda, è arrivato uno, invece no, sta tutto là. Te dicevi una cazzata ai genitori, poi lo vedi in televisione, fa: scusa Francesco, ma non ci hai detto che era arrivato un gatto e l'aveva assalito? Invece mi pare che sei te che gli ha dato un calcio quando urlava troppo. Poi temo che il fatto che sia un programma comico non è che sia un attenuante, che diciamo: ve l'ho fatto un programma comico e gli ha fatto male al ragazzino. Senti, come è stato girare il programma in questo straordinario periodo così florido per la comicità e così tecnicamente facile, soprattutto? Allora, guarda, da un lato è stato molto difficile, perché ovviamente c'è tanta stand-up in questo programma, perché non è solo l'esperienza, ci stanno pure i monologhi che ne escono dall'esperienza, ed è molto difficile in questo momento fare spettacoli dal vivo. Grazie al cielo abbiamo
girato il programma, quelle piccole finestre che ci stavano quest'estate, no? E quindi anzi abbiamo usato più precauzioni del dovuto, perché al tempo il DPCM ti permetteva di andare in giro senza maschere. Se vi ricordate, c'è stato un periodo che era più tranquillo, perché il programma è stato girato durante varie fasi della nostra vita, e durante le varie famose fasi, la fase 1, la fase 2, fase la 2, fase 3, eccetera eccetera. Invece quando ci siamo trovati a vedere questa cosa qui, cioè a verificare il fatto che comunque è un programma comico in tempi di pandemia, ti devo dire che poi alla fine il materiale umano, compreso il mio, è un po' diverso, perché un po' il programma si regge su un assunto fondamentale che è l'empatia, no? Perché tu c'hai una persona diversa, che può essere un bambino, può essere un politico, può essere un attore porno o un nobile, che sono fuori appunto dalla mia comfort zone, però sarà il momento, sarà cioè tutto si gioca a trovare un terreno di incontro, dove poi alla fine ci devi andare, no? A discutere con una persona, a verificare i tuoi punti di vista. Secondo me questa cosa della pandemia ha un po' aiutato l'esigenza umana di venirsi incontro, cioè voglio pensarla pure così, perché dal punto di vista produttivo ovviamente è tutto più difficile, perché ti saltano le cose, devi fare una cosa e quello il ragazzino c'ha magari un amico di classe che aveva la febbre e quindi dici meglio non rischi, capito che voglio dire? Quindi ti salta, dici, no, rivediamoci la prossima settimana dopo i tamponi, facciamo i tamponi, va tutto bene. Però tutte queste cose qua, soprattutto in vista poi della seconda ondata, è stato complicato, però devo dire che alla fine il programma secondo me non ne ha risentito più di tanto. Quindi dici, questa cosa che stiamo tutti subendo, la pandemia, ha creato un punto di contatto con tutte le persone che sono degli estranei essenzialmente, cioè tu hai conosciuto un botto di persone nuove. Esatto. Però avevate il punto in comune del fatto che la pandemia per te, la pandemia per loro, e quindi c'era questo. Poi ci stanno altri due aspetti secondo me. Il primo è che il fatto che essendo un comico non vedevo l'ora di uscire di casa dopo la fase 1. Certo. Adesso si è bloccato per un secondo, però intanto rispondo a una domanda su YouTube. Rapone non fa parte dei presentatori di Tintoria? No, Rapone co-conduce Tintoria ogni tanto. Intanto aspettiamo con fiducia che torni. Io eccoti, sei tornato. Scusa, non lo so perché sta facendo. Ogni tanto non lo so perché fa così oggi. Vabbè, che non c'è niente attaccato. Prima o poi doveva capitare. Esatto. Dove erano rimasti? Ecco, al punto di contatto che era che è la pandemia. Che è la pandemia. Poi ci stanno due cose in più che vorrei aggiungere. Il primo è che comunque in quanto comico non vedi l'ora di uscire di casa dopo la fase 1 e quindi di fare delle esperienze, ed ero contentissimo di scrivere materiale nuovo, e invece la seconda è che un programma comico che esce di sti tempi secondo me è oro colato, ma non perché l'ho fatto io, tutti i programmi comici, tutte le cose che ti fanno un attimo scordare numeri, contagi, picchi e seconde ondate, secondo me in questo momento dovrebbero essere 30 programmi comici in televisione, e invece una cosa tutta italiana che è quasi vergognarsi di fare comicità in un momento difficile. Tra l'altro questo si ricollega a una cosa che io non t'ho mai detto, ma quando noi ci siamo visti allo Zalib a novembre, un mio amico ha detto: senti Daniele, cioè perché non provi a scrivere un programma, cioè in mente un programma, e potrebbe essere, me l'ha detto un amico mio che fa il giornalista, fa tutt'altro, ha detto: scrivi un programma, lo scriviamo insieme, potrebbe essere una cosa di te che fai tutti i lavori che non hai mai fatto e poi fai un bel monologo di stand up tra un lavoro e l'altro. Io dico: ma guarda, mo lo mi metto a scriverlo e lo comincio a scrivere, e 3 giorni dopo ci siamo visti allo Zalib e faccio: ciao Fra, come stai? Guarda, fa girare il suo programma, dica che programma è solo io che faccio cose nuove e poi faccio vaffanculo, vedi? E quindi, capito? Complimenti, perché è una bellissima idea. Solo noi, siamo rimasti solo io e te. Non era mia. Sì, siamo rimasti solo io e Stefano. Io e Stefano facciamo Tintoria comunque. Tra l'altro mi hanno proposto, il mio prossimo programma sarà appunto un programma che mi hanno chiesto esplicitamente, io non lo volevo fare, però è proprio sul Giappone, i fumetti e le one-liner. Esatto. Ti hanno chiesto di rasarti la testa e fare la spalla a un comico che parla con la voce così. Mi dispiace. Si chiamerà Sartoria. Sartoria.
Non posso che augurarti un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura. Comunque fammi dire una cosa che volevo dire all'inizio, mi sono scordato. Sto podcast è una bomba. E vai. È una figata proprio. Cioè, io sto scoprendo ste cose. Cioè, io sono un po' vecchio, ma a 20 anni ero vecchio da questo punto di vista. Io ho sempre avuto il sogno di fare televisione, cinema, radio, perché i miei miti venivano da là. Poi, man mano che sono cresciuto, è arrivato internet. E quindi io non ce l'ho dentro di me il sogno di fare internet, no? E quindi c'ho sempre sta puzza sotto al naso che dico, vabbè, ma la comicità su internet fa schifo. E purtroppo è vero, è una banalità, però non è tanto il mezzo, no? Come si dice, non è tanto la lunghezza, ma è come lo usi. Lo si usa. E quindi, secondo me, è una figata sto podcast, perché alla fine fate un po' quello che vi pare, e io mi guardo tutte le puntate ed è una boccata d'aria, perché poi, come dico da tempo, in Italia non c'è sto grande dibattito sulla comicità, e secondo me se c'è una cosa buona che porta alla stand up è proprio questo. Vero. Possiamo dire che internet è il mezzo e non il fine. Bella questa. Tra l'altro, a proposito di internet che è il mezzo, internet è stato il mezzo per un video sponsored by Netflix che è uscito ieri o oggi, in cui tu parli con due colleghi internazionali che si chiamano Tumi e Usus, giusto? Tumi Murake e Usus Mango. Ok, sì. Che sono lei africana di non ti so dire quale nazionalità, però perché ho visto il video, e lui mezzo tedesco, mezzo saudita, tipo. Sì, tipo, ecco. sì. Si chiama, il format si chiama Tintori con la Y. Tintoraia. Tintoraia. No, è molto, molto bello, perché poi appunto io ho fatto tintoria proprio perché invece mi piace sentire gente che parla, ancora di più sentire comici che parlano, quindi me lo sono visto adesso. E succede una cosa molto bella, che Usus a un certo punto ti fa un bellissimo complimento, ti dice: Francesco, io ho visto un tuo video in italiano su YouTube e mi ha fatto ridere, anche se non capivo niente, perché mi fa ridere la tua gestualità, come ti muovi, le tue cose mi fanno più ridere di quello che dici, quindi ti ha dato del cabarettista in faccia sullo YouTube del Netflix, ti ha detto che fai clownerie praticamente, ha detto: ma tu non importa che parli, basta che te muovi, ti ha detto. Ma guarda che questo me lo dicevano pure a Satiria, sì, è un po' è vero, nel senso che poi alla fine, cioè, quello che dico non fa ridere. Cioè, io non faccio ridere per quello che dico, io faccio ridere per come mi muovo probabilmente, però un po' è vero. Cioè, capito che voglio dire? Io non c'ho sti grandi testi, cioè testi abbastanza. Ma non è for compliments, fai ridere. No, dici anche per come lo dici. Voglio dire che il mio sogno, voi ci siete Stefano si è fatta tutta l'ultima stagione di Satiriasi, dove io salivo sul palco ubriaco e praticamente non c'era il testo. No, il testo non c'era, tutto mezzo. Sì, perché era improvvisato. Comunque era improvvisato. Era una surreale, però, quindi era bello per quello. Sì, però non era un testo studiato a casa come facevano gli altri comici o come fanno molti comici. Quindi il mio sogno è di fare uno spettacolo completamente senza testo, e vedete se c'ha ragione Usus Mango. Però a tal riguardo tu mi hai dato un grande, forse questa cosa già l'ho detta, tu mi hai dato un grande consiglio una volta che abbiamo fatto una serata a Treviso, io, te e Falcone, per dei sindacalisti di Treviso. Una serata dove io ho aperto e sono andato liscissimo, proprio Carolina Costner sul ghiaccio. Non le ho fatti neanche sbuffare. Comunque, alla fine la cosa, io, insomma, era parecchi anni fa, quindi io stavo all'inizio, ancora non avevo mai fatto neanche un'ora, non avevo mai fatto uno spettacolo di un'ora. Quella sera mi chiamarono da Torino per dire: guarda, vieni a fare lo spettacolo di un'ora. Io ho detto sì, ce l'ho, non ce l'avevo. E tu mi hai detto a Venezia, io andavo all'inizio ubriaco, improvvisavo la stand-up e comunque andava abbastanza bene, e tu mi hai detto: però dove sta la cazzata? Mi ha spiegato l'inghippo: se tu vai sempre, che comunque ti riesci a improvvisare e ti fa ride, fai improvvisi e fai ride, poi alla fine tu lo fai per un anno, lo fai per 2 anni, tutti ridono, però poi non ti ritrovi il testo, non ti ritrovi battute, non ti ritrovi una struttura. E io ti ho detto: sì, vabbè, guarda sto Matusa, guarda come me lo magno. E poi tipo 3 anni dopo stavo là a fare tipo: non mi è rimasto niente, non ti rimane niente. Quindi era un grande consiglio che ci ho messo un po' di anni a seguire. Però adesso tu stai facendo tutto il giro dall'altra parte, voglio tornare a improvvisare ubriaco. Sì, no, nel senso che a me piacerebbe, cioè il problema di quel periodo, cioè io a volte scrivevo i testi, li scrivevo dopo lo spettacolo, perché mi scordavo, se no, capito? E quindi alla fine delle idee, perché comunque il pensiero laterale si sviluppa molto sul palco,
e alla fine ti vengono delle belle battute, perché tu sei rilassato, un po' come l'improvvisazione teatrale, sei rilassato e ti vengono delle battute una dietro l'altra, e non è molto lontano dalla metodologia classica di scrittura, no? Perché tu devi scrivere, no? Apri la mente, più sei rilassato e più ti vengono battute. A me adesso piacerebbe tornare a quella roba lì, perché mi divertivo di più, semplicemente. Cioè adesso sta andando benissimo, cioè non è che mi lamento di come sta andando adesso, però era molto divertente. Però se ti ricordi, io ti ho dato pure un altro consiglio, che salire sul palco ubriaco, totalmente ubriaco, una cosa è Brillo, una cosa completamente ubriaco, tu ti diverti tantissimo. Il pubblico secondo me meno, nel senso che magari ride, però poi quando tu vedi un video tuo ubriaco ti vengono i nervi, perché dici ma quanto ci metti a di sta battuta? Apri Sì, 200 parentesi. Quindi un altro consiglio che do spesso è occhio, perché salire ubriachi sul palco ti diverte molto, ma secondo me poi alla lunga non ti rimane niente anche in quel infatti, caso. quello l'ho smesso di fare anni or sono, che all'inizio mi serve anche un po' il famoso coraggio liquido, adesso magari una birra prima la gradisco, però non salgo mai ubriaco, anche perché adesso oramai mi diverto pure di meno io. Però volevo chiedere a Stefano, tu ubriaco sul palco ci sei mai salito? No, ubriaco no, perché io in realtà non bevo neanche. Cioè, una volta mi è capitato di aver bevuto una birra prima del salire sul palco e sono stato male, cioè nel senso che brutto, no, non male fisicamente, male nel senso che cioè, ero un po' brillo perché magari ero anche a stomaco vuoto, poi io reggo poco, quindi cioè, me la godevo di meno, ero meno concentrato, ero più preoccupato sul palco, invece quindi secondo me bisogna stare, non bisogna bere, non bisogna assumere niente, secondo me, e poi dopo bevi, dopo la fine, anche perché poi Lelio dice. Lelio fa ridere, Rapone che lo prende. Parlo uguale. Una serata tutta fatto Lelio. No, poi ci sono anche effetti collaterali. Io mi ricordo, non so se si può dire questa cosa, mi ha raccontato Francesco delle situazioni in cui hai bevuto troppo, però se non si può dire non so che stai dicendo, non so che stai dicendo. Che hai bevuto e ti sei dovuto fermare a un certo punto, uno spettacolo, non mi ricordo dove. A Bologna. Forse, a Bologna io mi sono dovuto fermare, ero troppo ubriaco, ho detto ragazzi scusate, non c'è ma non c'è. Allora, io ho fatto una cosa, io vedo che qualcuno commenta meglio altre droghe, io non ho mai assunto droghe leggere prima di salire sul palco. Per anni salivo sul palco solo, non dico ubriaco, però un paio di tendenze medie, per dirti, sì. Che a stomaco pieno non è che sei ubriaco fracico, le reggo bene, però ti danno quell'euforia che ti fanno un po'. 3 era proprio il delirio. Un anno avevo fatto 5 date una dietro l'altra nel nord Italia, quindi avevo fatto Parma, Torino, Forlì, Bologna. Arrivato a Bologna, incontro un mio cugino là e mi dice, io ero distrutto, non avevo dormito la notte, così mi dice andiamoci a piano una cosa, io te prego, no, 2 negroni a stomaco vuoto, salgo sul palco, a un certo punto dopo metà spettacolo, sta andando pure bene lo spettacolo, mi si è annebbiata la vista, ho detto no ragazzi vi prego, devo fermarmi un attimo, e avevo credo anche fatto uso di qualche sostanza leggera, qualcuno me l'aveva data prima di entrare, così quando sono uscito fuori tutti pensavano che stessi scherzando. Quindi anche fuori non riuscivo a prendere aria perché ero circondato da gente no perché stavo a Bologna però esatto, è stata una serata terribile quella, però è interessante dire che veramente l'ho realizzato da poco, che ci ho messo tanti anni prima di avere la serenità di salire sul palco lucido, che però è bello, cioè è proprio bello che sei più in controllo, puoi cazzeggiare di più, cioè paradossalmente sei più libero da lucido, almeno per la mia esperienza adesso sono più libero da lucido che non da ubriaco, mentre sulle droghe leggere io che ne facevo un uso assiduo e dopo un po' ho imparato anche a salire sul palco fatto, che è una cosa che adesso mi sarebbe completamente impossibile, però devo dire che quello rispetto all'alcol le persone che lo fanno lo sanno fare bene, cioè essendo una droga diversa è come, questo lo diciamo sempre a Tintoria, sei tu che fai la droga e non la droga che ti fa, ci sono persone che usano la marijuana, perché poi di quello stiamo parlando,
o comunque assorbono la marijuana o banalmente hanno una resistenza alla marijuana più alta delle altre e quindi fumano e vanno sul palco abbastanza serenamente. Io una volta riuscivo a farlo e mi piaceva pure, adesso è impossibile, questo giusto per specificare per le persone che scrivono meglio altre droghe. E le droghe pesanti, secondo me, con la stand-up comedy proprio sono la cosa più lontana dal perché mondo. ci vogliono i soldi, a meno che non sei Kevin Hart. E poi non fanno ridere, non sono droghe divertenti. Sembrano divertenti, però non fanno ridere. Non fanno ridere. Stefano, da dentro e da fuori. Stefano ha mai fatto uso di droghe leggere prima di salire sul palco? Mai. No, ma io in generale, cioè veramente, anche solo bere un po' di alcolico mi prende a male. Guarda, al massimo se ho 2 spettacoli, tra uno e l'altro, un po' una birra me la bevo, però pure lì comunque non è l'ideale. Meglio dopo. Certo, st'immagine del comico maledetto. No, ma infatti, ma tutti quelli che vengono qui a Tintoria, nessuno fa quasi mai uso di droghe, tutti bravi. Dicono no, una volta, mo' è finita. È vero. Io, tra l'altro, però scusami Dani, invece io credo, è la cosa che più mi manca delle droghe leggere, che invece aiutano, al di là del avevo scritto un pezzo sulla cosa, ma non è per quello, aiutano la creatività, questo non c'è dubbio. Finalmente è arrivato un ospite che mi dice questa cosa, che oramai la nuova domanda di Tintoria è l'erba aiuta la creatività e tutti mi dicono ma guarda, no. Finalmente Francesco sì. Pure secondo me aiuta un botto anche non solo monologhi surreali o monologhi di stand up, Daniele, a me mi succede anche se c'ho una cosa, mi è capitato tante volte, che ne so, per un periodo lavoravo nella comunicazione, cioè facevo tra le altre cose una consulenza per la comunicazione, quindi magari c'hai un foglio bianco, te fai 2 tiri, boom, scende tutto, c'hai un blocco su una cosa che sta a scrivere anche un po' più seria, fai 2 tiri e scende tutto. Secondo me perché agisce su una cioè rilassa un pochettino il cervello e fa fuoriuscire un po' le idee. Ho provato col CBD, non ha lo stesso effetto. No, il CBD non essendo psicoattivo non ha lo stesso effetto. Ti posso dire questa cosa, che io una volta, anni fa proprio, mi feci un tiro di una canna e stetti malissimo e stavo male, cioè proprio non riuscivo a controllare. Che hai fatto? Scusami, che hai fatto? No, sono tornato a casa, però stavo male, cercavo di sembra come il TG4 parla della marijuana. Cioè, di trombarti una, che stai facendo? No, stavo con degli amici, però cioè, ho fatto un tiro e stavo male. E poi ho pensato che ho detto vabbè, però forse se ho fumato, forse allora questo mi aiuta nella creatività. Ho provato a scrivere, ho fatto tipo tutti i scarabocchi, non riuscivo a scrivere niente e poi sono stato male. Però erano scarabocchi bellissimi. Sì. Cioè, il mio quaderno è tutto pieno di righe, tipo di righe lunghe e arzigogolate. Ma perché tu sei già una persona che fa collegamenti, no, non lo so, però effettivamente l'uso delle droghe leggere a me fa fare collegamenti che normalmente non farei, mi apre molto più cose strambe e anche adesso funziona, anche adesso mi vengono le paranoie. L'ultima volta che ho fatto veramente 2 tiri da una microcanna, a parte che a me l'erba non mi fa dormire, mi fa stare sveglio. Ho fatto 2 tiri da una microcanna leggerissima, sono stato sveglio fino alle 4 di mattina e mi sono dovuto alzare perché mi sono venute in mente delle battute da aggiungere allo spettacolo. Però dopo che sono stato 3 ore male, cioè sono stato 3 ore in paranoia, poi mi sono messo a letto, non mi addormentavo, mentre stavo là tra le paranoie sono venute le cose, ho detto ce l'ho, mi sono alzato, ho scritto queste 3 battute, sono tornato di là e sono andato a dormire. Quindi ancora funziona per la mia creatività, solo che in mezzo devo fare 2 ore di paura. Ma guarda, io vedo molte cose simili tra me e te nel modo di scrivere e di stare sul palco e a me funziona esattamente così. Cioè a me, guarda, sarebbe interessante indagarla questa cosa perché effettivamente a livello cerebrale c'è un meccanismo che sarà molto chiaro. A me piacerebbe tantissimo una droga leggera che ti permette di sviluppare la creatività senza sviluppare la paranoia, che è un sogno, no? Perché per noi sarebbe oro. Io ho amici che credo irrealizzabile, ma non lo so, dà e la droga toglie e questa frase è vera sempre e tutto quello che ti dà poi te bussa e te lo viene sempre a riprendere. Allora, io sono andato ad Amsterdam una volta, sono entrato dentro un coffee shop, c'erano milioni di tipi di erbe,
tipo 2 anni fa, mi ricordo. Sono andato là, gli ho fatto excuse me, I would like to have some joint weed, but I have paranoia. I like creativity, I don't like paranoia. Sai che mi ha risposto? Ma che sei di Roma? Ti giuro su Dio. Ma che sei di Roma, mi ha detto. Cioè sei riuscita a capire che non è anche italiano, di Roma. Di Roma, pensa te. Il nostro comico internazionale di punta che parla inglese gli fanno scusa ma te tante volte sei di Roma, che sei la Maiana? È una cosa assurda. No, però questa cosa... Sei De Carlo, è bello. Penso se ti diceva che sei De Carlo. No, quello sarebbe stato meno bello, posso dire, perché... Giuro su Dio, guarda, mi conoscete, io sono uno... Giuro su Dio, non mi hanno mai riconosciuto da nessuna... A me mi hanno riconosciuto al quartiere a luci rosse di Amsterdam. Ma una da dietro un vetro. Francese, potessi morire in questo... Ci giuro su Dio, è stata la cosa più imbarazzante della mia vita. Sono andato a vedere sto cazzo di quartiere a luci rosse, uno mi ha fermato, oh grande, così mi ha fatto. Ti giuro non mi sto avventando niente. Stupendo. E tu fare, no vabbè, ma non sono lui, io sono altro, sono Sparacino. Comunque questa cosa, io questo un po', quando faccio la domanda agli ospiti sulla creatività e la marijuana, vorrei un po' appunto che si creasse questo dibattito, questo discorso abbiamo appena avuto, perché secondo me è molto interessante, cioè, ci sono dei comici che lo fanno, ma ancora più comici che non lo fanno, perché poi questa è l'altra cosa che dicevi prima, i comici sono comunque creativi, se vogliamo strecciare la parola artisti, e fanno anche una vita, cioè dove viaggi da solo, lavori la sera in locali dove incontri gente, dove si beve. Però rispetto a, per dire, i musicisti, i comici non pochissimi si drogano, bevono appunto Rapone, che eccolo qua, il diamante grezzo perché è grezzo nelle maniere della stand up, che si beve mezza birra tra uno spettacolo e l'altro. E poi ci hai mai fatto caso a sta cosa? Il 95% dei comici italiani non hanno tatuaggi. Ma perché siamo bravi, cioè alla fine siamo bravi ragazzi, Cioè, cioè devo dire che forse un po' la prima onda, poi Stefano conosce, ma pure tu penso che ci hai conosciuto a tutto il primo gruppo di Satiriasi, forse là eravamo un po' più maleducati come personalità, però maledetti, diciamo. Maledetti. Io mi ricordo tutto un periodo che era difficile togliersela da dosso, perché io non sono maledetto per niente, e quindi io ero finito in quel gruppo che invece veniva comunicato a partire da Comedy Central come i maledetti della comicità. Sì, capito? Io con sta faccia, e quindi alla fine era pure strano per me finire come il comico maledetto, perché poi più de beve e fa qualche canna nella mia vita, non è che ho mai fatto niente di particolarmente grunge. Quindi... No, certo, appunto, però questo è interessante, che la maggior parte dei comici alla fine non si abbandona a dissolutezze particolari. Secondo te è una cosa italiana, oppure anche tu, cioè, visto i comici stranieri con cui hai lavorato, sono anche loro bravi ragazzi come noi? Io tutti quelli che ho conosciuto, a parte l'alcol, ma neanche troppo, sinceramente. Ma perché secondo me poi il comico diventa una persona molto controllata, soprattutto quando sta in giro. Cioè stai sempre lì, cioè stanzia, che siamo tutti ansiosi, e quindi stanzia un po' ti controlla, no? E tu vuoi tenere tutto sotto controllo. Non mi ricordo, non so, proprio persone molto carine, divertenti e tutto quanto, però non è che ho mai visto cocaina nel mondo dello spettacolo o peggio. Direi di no, ma perché poi alla o peggio. No, però non mi è mai capitato neanche all'estero anzi, poi io ho vissuto principalmente in paesi dove si beve tanto, quindi l'alcol là è la prima cosa, non mi è mai successo di avere rapporti, forse qua in Italia quando fai serate in certi localacci, poi magari dopo ci si ferma tutti insieme a festeggiare, là l'avete vista pure voi, però non essendo uno che ne fa uso non mi viene neanche proposta, sinceramente.
Ok, no, perché penso anche che sia perché il comico, essendo da solo, soprattutto come dici tu, quando stai in tour, poi tu sei responsabile di te stesso, quindi magari te le prime volte che vai in giro dici, mo mi embriaco, però se te fai 4 spettacoli di fila, ti ubriachi la prima, ti ubriachi la seconda, la terza sera fai uno spettacolo pessimo e fai schifo tu alla fine, cioè se ti ubriachi sempre poi sei te quello che fa cagare, o se ti droghi ancora di più, se ti sei drogato fino alle 7 di mattina, poi il giorno dopo fai uno spettacolo, e come lo farai mai questo spettacolo? Spoiler, male. Sei stanco, non c'hai. Infatti, a proposito, sto bevendo una tisana a proposito di vite pazze. Una tisana alle foglie di coca, però, perché ti Esatto. spegne. Perché sennò. Però scusami, per chiudere il discorso, se c'è qualcuno che sa esattamente chi possiamo contattare, magari lo facciamo. No, ma perché io, sai, c'è un sacco di divulgazione scientifica. Ci sarà un neuroscienziato che ci spiega come si attivano le sinapsi da creatività e come si spengono quelle della paranoia. Io so sicuro, cioè ci volevo fare una puntata di The Roast su sta cosa, non ci sono riuscito perché è il tema, cioè perché ci vengono le paranoie? Io lo voglio capire perché vengono le paranoie con le canne. Guarda, io ci ho fatto un podcast su questa cosa a Trento, è uscita solo la puntata sulla marijuana, avrei dovuto fare una puntata a settimana con Irene Graziosi, che salutiamo, proprio sulle droghe. Abbiamo fatto uscire solo la puntata sulla marijuana, lo giravamo al Bugs di Trento e poi è arrivato il Covid e quindi non abbiamo più fatto l'altro. E lei, che ha studiato neuroscienze, mi pare che dava questa risposta che io chiaramente ho dimenticato, quindi poi ti linkerò assolutamente. Però se lo volete cercare si chiama A Drugs Life e doveva essere una serie di puntate a tema marijuana. Tra l'altro lei molto preparata, fa il podcast molto bene. Io che sono abituato a fare podcast un po' più improvvisati, là dovevo fare una cosa sulla storia della marijuana e rispetto a lei non ho fatto bella figura, come mi è stato fatto notare nei commenti, ma non me la sono legata al dito neanche per niente. un po'. Calcola, quando hai detto a chi possiamo chiedere, pensavo che stai dicendo a chi possiamo chiedere la droga, e vedi nei commenti un numero di telefono, un indirizzo. Comunque. Ma che poi sai, io non è che sono tanto convinto di questa cosa, del fatto che la marijuana possa aiutarti con la creatività, nel senso che secondo me sarebbe meglio affrancarsi da sostanze esterne, qualunque esse siano, no? Non pensate? Ma in realtà è tipo un'aggiunta, secondo me, cioè nel senso è vero che è importante imparare a scrivere da lucidi. Per me, come Stefano sa bene, è stato proprio un lavoro quando ho smesso di farmi le canne per imparare a scrivere da lucido. Però poi anche saper usare la marijuana, se ti serve e se ti fa questo effetto, non penso sia una cosa in meno, penso sia eventualmente una cosa in più, se la sai usare. Ma io mi ricordo, per esempio, quando ho iniziato a farmi le canne, che avevo 17-18 anni, c'è stato per 7-8 anni in comitiva che ci piava proprio a ridere tanto, ma proprio a ridere, non so se avete amici di questo, io ridevo, cioè sai quando ti fai le canne e ridi per qualsiasi cosa, io ridevo tantissimo. Io vedo frizzato Daniele? Io mi vedo tornato. Allora, tornerà, ecco. No, a me mi succedeva, cioè molti amici, altri gruppi no, ma con un gruppo in particolare, che è il mio gruppo storico di amici, noi ci facevamo i canne e stavamo sempre a ridere, quindi c'è una relazione tra la marijuana e la risata, e io me la ricordo benissimo. Nel caso della scrittura, io certe cose che ho scritto quando mi facevo le canne adesso non mi vengono in mente, sinceramente, adesso è proprio sparito. Se n'è andato e adesso finalmente il mio colpo di stato finalmente soli. Come fa a andarsene? Ma se se ne va lui, come facciamo noi? Cioè, niente, in onda. siamo noi due, siamo io e te, parliamo male di Tinti, che facciamo? Quali sono i difetti di Tintoria e come posso migliorarli ora che sono qui da solo? Ma secondo me la connessione, c'è qualche problema che non va. No, fermi, è tornato. No, ma mi si è disconnesso tutto, non avete capito? Mi è proprio uscita la schermata di StreamYard dicendo "Oops, something went wrong", quindi ho detto "Dio, è crollato tutto". C'era la mia faccia così. Controlla la connessione, se no siamo noi, ma sono loro, perché la mia connessione va bene, quindi mortacci loro, ma per un colpo. Comunque spero che intanto la conversazione sia andata avanti. Io ero rimasto sulla marijuana che fa ridere, e quindi la connessione tra le risate e la marijuana. No, quello, le risate della marijuana, e poi sulla scrittura è ovvio che delle cose che ho scritto quando mi facevo le canne adesso non potrei mai più scriverle, sinceramente. Cioè, c'erano delle cose che mi venivano al tempo, erano molto tipo il pezzo che sta su YouTube delle vocali, quel periodo là.
col pezzo non è che non mi fa ridere adesso, è che non mi verrebbe mai in testa di andare su un palco e farlo. Io ho abbandonato quella parte lì perché sono andato all'estero e quindi quella roba lì era intraducibile all'estero. E quella voce che è molto mia, che mi sentivo molto divertito anche a farla, in inglese non funzionava. Allora ho dovuto abbandonare e ritornare su una comicità un po' più semplice, un po' più accessibile, diciamo così. Adesso che invece all'estero non me ne frega più niente, sto in Italia, io forse la vorrei riprendere in mano e magari mi ricomincio pure a fare canne. A sto punto. Tra l'altro la tua comicità mi piaceva un sacco. Senti, era ma figa. No, quei pezzi erano carini, dai. sì. Poi sei uno dei pochi che faceva e fa ancora roba surreale, figa, di qualità. Io ci ho sempre provato, ma con scarsi risultati. Senti, ma invece una cosa dell'estero e dell'Italia. Tu hai fatto, vabbè, il programma si chiama The Roast of Italy. Prima abbiamo parlato del roast. A te è stato fatto un roast dove c'era anche Stefano Rapone per il tuo compleanno dei 40 anni. Sta cosa si può dire? Sì. Sì. Sì, è vero. Faceva molto ridere, mi hanno detto, io non ci potevo essere, mi sa che non ero a Roma. Ma il roast come format, secondo te, in Italia potrebbe essere rifatto per una celebrity oppure no? Cioè, quanto funziona? Gli italiani sono troppo permalosi? Ma non solo gli italiani, sono proprio le celebrity che sono permalosi. Non c'è un mondo dello spettacolo c'è un mondo dello spettacolo che si prende molto sul serio, e quindi io so 10 anni che sento parlare di importare il The Roast in Italia, sento delle cose, non posso dire, cioè proposte, mette in mezzo il politico, fagliela, ma ci stanno certe battute di Jeff Ross o di Sarah Silverman che, cioè, non ha senso. Io mi ricordo una volta un produttore mi disse: guarda, vogliamo fare The Roast, stavamo guardando, Sarah Silverman fa una battuta terribile, non mi ricordo quale, e il produttore fa: beh, certo, non fino a questo punto. E ho capito, ma se gli togli la cattiveria non può funzionare. Quindi io temo che The Roast of Italy solo una cosa interna ai comici, cioè tra di noi si può fare. Ma guarda che la generazione di comici che sta venendo fuori adesso e anche il pubblico che si sta portando dietro, secondo me, è molto più sveglio da questo punto di vista. Quindi secondo me, cioè, devono cambiare un po' di cose, no? Stanno cambiando però. Quindi secondo me quando torneremo sul palco, sicuramente una cosa carina che potremmo fare tra le milioni di serate che faremo, perché penso che ne faremo milioni, io vorrei tanto fare una serata roast e una serata improvvisata, come stavamo dicendo prima, ovvero, visto pure Stefano, ne ho vista qualcuna di Stefano, però tipo set list, che quello è un format che dovremmo fare, ovvero prendi una parola, una frase scritta dalla regia, quindi che ne so, Ciccio Lancia, che è il mago dell'improvvisazione, scrive su un pezzo di carta le papere, si chiama fischietta, le papere fischiano, e tu devi fare un monologo sulla frase le papere fischiano, improvvisato, e ti fa 3-4 indizi di questo tipo. Cioè, quella sarebbe una bella serata da fare, perché a quel punto è una bella improvvisazione sarebbe bella anche con una produzione dietro che riprendi poi i momenti migliori, li schiaffi, non ti dico in televisione, ma su YouTube, e così crea un po' di movimento. Questo soprattutto per il roast, perché forse si può educare il pubblico italiano a vedere cos'è un roast se tu appunto prendi un comico che sta al gioco famoso e gli fai un roast dove lo massacri, lo metti su YouTube, e se la gente vede che c'è questa cosa. Però l'altra cosa in Italia è che non essendo, cioè tipo noi moppiamo Lundini, che adesso va di moda, diciamo così, si può dire. P. Lundini fai un roast, lo massacri, lo insultiamo tutti quanti, perché uno deve fare il roast di chi stima, di chi apprezza. Quindi P. Lundini lo massacriamo. Il problema secondo me anche in Italia è che poi la gente vede il roast, allora poi per strada dice oh, diabetico de merda, perché capito, l'ha visto su YouTube e quindi si può dire tutto, capito? Potrebbe essere. Non essendoci questa cultura, pure se noi proviamo a trasmetterla, poi pensano: ma come, quando ti ha detto a coglione De Carlo stavi a ride, mo te lo dico io, non te fa ride. Quindi forse c'è un po' questa problematica. Infatti io tra l'altro ho ancora il video del roast che ho fatto a De Carlo, però tu ce l'hai? Non si poteva. È segretato. Era segretato. Se poi lo posso far vedere. No, se non te l'ho fatto mettere finora è perché non si poteva far vedere. Che era quella cosa che tu c'hai, mi avevi detto la posso mettere, e ti ho detto no, era un'altra, era quello. Era quella. Era quella, però non mi ricordo. Per 50 anni, per 50 anni. Come non mi ricordo. E non si può dire la roba. No, però avrei tolto quella parte lì e avrei messo la parte di battute.
Sì, potresti... La metto. vediamo con l'ufficio legale che dice. Io te lo faccio mandare, te lo mando e mi dai l'ok. Vabbè, ti do l'ok. Ci ricordano anche che c'è stato un roast a Saverio Raimondo su Comedy A Central. Saverio l'abbiamo fatto, sì, è vero. Io Stefano e Ciccio Lancia. E acchittarono anche su YouTube un roast di Giorgio Magri, che salutiamo, e poi non mi vengono in mente altri roast. Diciamo... No, a me dispiace questo, che soprattutto la comunità di comici, perché parliamoci chiaro, il roast così come lo conosciamo noi in Italia non è che lo conoscano milioni. No. Mi dispiace che saranno un po' delusi quelli che si aspettano un roast su quel format lì, perché non c'entra niente. Questo che faccio io è più una comicità osservazionale su delle esperienze che faccio, diciamo, capito? Quindi è proprio documentario più stand-up. Ma infatti comunque... io mi chiedevo, tu dicevi, tu hai detto non ti interessa più l'estero così, però tu l'hai chiamato The Roast of Italy, cioè non l'hai pensato così, magari un domani faccio The Roast of... No, è un format Comedy Central, hanno fatto The Roast of Spain, hanno fatto The Roast of Spain e mi hanno chiesto a me di fare The Roast of Italy. E siccome io avevo una mezza idea di fare una cosa simile, ci siamo trovati preparati. Ho capito. Però una cosa interessante che ci tenevo a dire in questa sede, che volevo discutere con voi, è che il fatto che questo programma, oltre a non essere The Roast come lo vediamo, non è particolarmente... è sperimentale nella forma, no? Ma non è particolarmente sperimentale nella sostanza, non ci stanno giochi troppo surreali, non ci sta comicità politicamente scorretta. Ma è una... No, nel programma da stasera voi noterete che non ci stanno grandi cose sperimentali, no? Sperimentale la forma, perché secondo me è bello raccontare la vita di un comico, cioè cosa deve fare un comico per fare delle esperienze, quindi è molto autobiografico. E soprattutto mette insieme due linguaggi, la stand up e l'esperienza in documentario, no? Immaginate Piff che fa o Zoro che fanno quello che fanno e in più però parlano di quello che vivono loro nella loro vita, no? Invece il testimone testimonia qualcosa fuori, invece qua si parla della mia vita che viene presa ad esempio per parlare di alcuni temi più generali e in più c'è la stand up, quindi formalmente direi che è abbastanza innovativa come forma, però di contenuto non è che c'è il politicamente scorretto o c'è sta una cosa particolarmente surreale, c'è sta io che passo del tempo con dei bambini, con tutto, cioè mio padre lo può vedere, non è ma perché penso, e qua mi interesserebbe anche sapere il vostro punto di vista, che ci siano varie fasi nella vita di un comico e per esempio nella mia in questo momento a me interesserebbe un po' da una parte è vero che ho appena detto il contrario, voglio sperimentare quei pezzi surreali come facevo 10 anni fa, però dall'altra in questo momento un po' perché sto facendo Radio 2 e quindi parlo a un pubblico molto diverso da quello dei miei spettacoli, cioè ripulire un pochettino la comicità cosiddetta mainstream e soprattutto metterne di comicità nel mainstream, secondo me è un bel obiettivo, cioè a costo magari di deludere quelli più attenti, no? All'innovazione, al politicamente scorretto. Non è un programma politicamente scorretto, ma mi frega manco più cazzo di farli i programmi politicamente scorretti, a parte che non ho mai fatti, mi sa. Però in generale è un programma che secondo me può tranquillamente, tolto una puntata sul porno, andare in una prima serata e non ci stanno... Però l'ho fatto apposta perché secondo me questo potrebbe essere un obiettivo interessante per una generazione di comici, cioè non solo sperimentare nella stand-up dal vivo dove c'è la possibilità di fare quello che ma quando vai in radio, in televisione o al cinema, di fare una comicità un po' più larga e ripulirla da quelle cose che ritornano da 30 anni a questa parte. Che ne pensate? Sì, io ti devo dire, cioè, un po' mi capitava anche a me quando tipo scrivevo per il trio, o mi è capitato pure di scrivere alcune cose per Edoardo st'estate, e là comunque cioè, siccome erano cose per un pubblico più ampio, effettivamente cioè, c'era questo esercizio in cui dovevi, se ti veniva una cosa un po' estrema, dovevi un po' ripulirla e farla, diciamo, insomma, renderla ascoltabile per tutti, quindi effettivamente... cioè è una cosa in cui un po' lavorando così un po' ti ci abitui e quindi quando poi vai a fare queste cose c'è già un po' di
allenamento ce l'hai, effettivamente sì, cioè se tu c'hai la possibilità di fare un programma che cioè, magari già ne hai fatti altri in passato che erano più tuoi, questo qui, cioè, secondo me dopo che ne fai un po', cioè nel senso, se io dovessi fare un programma adesso, vorrei fare una cosa che fosse più mia e quindi preferirei fare delle cose, pure rischiare che possano essere magari più di nicchia, però meno da prima serata. Però dopo che ne fai un po', secondo me ci sta provare anche l'altro range, anche perché comunque sia devi essere, cioè a livello lavorativo devi essere conosciuto, cioè se continui a fare programmi di nicchia ti fa la tua nicchia e magari campi bene anche con quella, però non fa male averci un pubblico più ampio, secondo me, anche sperimentando da un altro punto di vista e anche proprio dal punto di vista, diciamo, lavorativo. Cioè, secondo me... Dico solo una cosa su questo punto che ha detto Stefano, scusami, vai. cioè, il programma lo considero molto mio, è molto personale questo. Io credo che l'unica cosa che deve fare un comico è fare quello che gli piace a lui e quello che fa ridere a lui, quindi l'ho difeso fino alla fine e come sapete poi quando vai a fare le cose ti scontri con cioè il prodotto finale non è esattamente quello che c'avevi all'inizio, ma sempre è così. Però l'unica cosa è togliere, vedo che Elena Fusaroli vuole una versione italiana di Jeselnik, non ci sarà dentro questo programma la versione italiana di Jeselnik, secondo me semplicemente perché non è la mia voce comica e quindi uno deve trovare la propria voce comica. Io credo, come dicevamo all'inizio, di essere un pagliaccio e devo far ridere le persone e lo devo fare nella maniera più onesta possibile. E credo che in questo io vedo una prateria nella comicità, passatemi il termine, per tutta la famiglia, cioè io vedo una prateria perché io ho visto In vacanza su Marte. L'hai visto? Sì. Com'è? È qualcosa che voi non avete, la dovete vedere perché non e loro si rifugiano dietro la cosa del politicamente scorretto, cioè se tu dici che non ti piace perché sei politicamente corretto, quindi io sono proprio convinto che da quel punto di vista noi abbiamo, oltre a quella di sperimentare che io continuo a fare insomma nei limiti del possibile, cioè di quella di prendere questa comicità larga e cercate di ripulirla un po', perché è impossibile che si rida con le stesse cose con le quali per le quali si rideva nel 92. Sì, capito? sono d'accordo che dici c'è tutto il mondo della comicità mainstream che non solo è pulita, cioè non è la pulizia l'unico motivo per cui è mainstream, è anche è rimasta brutta, cioè proprio ce n'è tanta di un basso livello, invece si può fare comicità per tutti che però sia bella e di qualità, questo dici. No, ma poi magari non ci riesco, io sto dicendo, cioè, però penso che sia un obiettivo altrettanto nobile, perché c'è questa cosa che la massa non capisce un cazzo e che noi sappiamo tutto, no? E a me questa cosa un po' mi incomincia a dar fastidio anche dal punto di vista politico-culturale, cioè perché noi abbiamo abbandonato l'idea che la qualità può fare mercato, può fare grandi numeri. Il problema sono le parolacce, io tolgo le parolacce, non me ne frega niente, sto andando in televisione, poi allo spettacolo mio faccio come dico io. E questa credo che sia un obiettivo. Questo dicevo, cioè questo volevo dire. Cioè, appunto, ci sta che dici non è una cosa, cioè, nel tuo spettacolo tu lo fai, dici le parolacce per dire, però se vai in televisione anche per avere un pubblico più grande o sì, semplicemente anche per fare una cosa per tutti, ci sta che arrivi a dei compromessi e ci può anche stare. Poi c'è il live per fare il tuo. Scusa, prego, scusa per l'interruzione. No, e poi c'è la terza puntata di The Roast of Italy che vi auguro, cioè vi prego di guardare perché è tutto sul pubblico mainstream. Quindi è una puntata che i comici apprezzeranno tantissimo. La rete mi ha detto: ammazza, cioè l'hai fatta solo per i comici sta puntata. È una puntata per i comici e per gli amanti della comicità. Tutti i martedì, giusto? Tutti i martedì. Ok, bene, non vedo l'ora. Senti, il posso... tempo ci diverte. Vai, stai, intanto io mi guardo in giro un po' di domande dal pubblico. Tempo vola quando ci si momento. Ti piace? Io ho questo problema nel podcast che quando finisce una cosa sento il bisogno di fare dei filler che non servono a niente perché siamo tutti amici, tutti adulti e dico ecco bene oppure dico, vedi, e questa cosa che facendo il podcast mi sono accorto sto facendo una fatica a correggerla importante. No, volevo tanto mi fa ridere, no, tornando al discorso del cinepanettone, mi fa ridere che adesso loro si vendono come politicamente scorretti.
Cioè, comunque, sul tema che è tintoria. La prima volta che sono venuto qua, Daniele, io ti ricordi, parlammo proprio di questo, cioè Sì. del fatto che in Italia ci vorrebbe il politicamente corretto, perché noi, cioè, ci passa come politicamente scorretto quella roba lì, cioè come sai che se vorrebbe per uscita un cul de sac, un sac de cool, questo è, è il politicamente scorretto, per non dire tutte le Questo fa pure volgarità ridere, diciamo. questa è una delle migliori, Questo ma fa ridere. anche delle cose chiaramente omofobe, cioè quando loro fanno i Sì. gay è omofobia, non è stiamo a fare una cosa alla Jeselnik, appunto, non c'entra niente con Jeselnik, non c'entra niente con Ricky Gervais, là c'è sta un mercato parallelo che si è conquistato il contesto per il quale può dire quelle cose, la gente compra quei biglietti per andare a sentire le cose che non si possono dire. Questi per anni ancora adesso fanno delle cose che non sono scorrette, sono semplicemente banali, non sono offensive anche. Faccio anche una marchetta a me stesso. Se volete vedere questo stralcio di conversazione, potete o recuperare la puntata intera con Francesco De Carlo sul canale Daniele Tinti, oppure esiste un canale YouTube che si chiama Tintoria Highlights, dove ci sono degli spezzoni di tintoria, tra cui lo spezzone, che è uno spezzone tipo 14 minuti perché ne abbiamo parlato tantissimo, però insomma seleziono le clip migliori di tintoria, il canale Tintoria Highlights, andateci a mettere un subscribe o come si dice. Comunque questa cosa è fighissima, che adesso loro sono gli scorretti, che il cinepanettone è no, ma noi siamo scorretti, quando invece prima era proprio la messa la domenica a fare frocio, la cosa, la frocio. No, era proprio letteralmente così. Vedi, non ci puoi credere. Poi io dispiace perché mi sono rivisto per la milionesima volta il primo cinepanettone Vacanze di Natale 83, che non è così, cioè no, non è così, ma io credo neanche Natale neanche Natale in India è così come quello di adesso. No, quelli di adesso sono incredibili. Io l'ultima volta avevo visto, credo si chiamasse Natale a 5 Stelle, che era ambientato a Budapest, e l'ho visto un quarto d'ora e non sono riuscito ad andare avanti, perché non è neanche così trash che dici è trash, non è trash, è proprio una cosa, è un puzzle di cose brutte. Ma scusa, proprio questo è il punto. Da cittadino, non voglio dire artista perché, come dicevi te, è strecciare una parola, però da comico, ma uno si può rassegnare al fatto che le cose buone la gente non le capisce, e allora io adoro Rezza, Antonio Rezza, che per me è Dio, è il mio comico preferito, e il pubblico che non capisce Rezza, giustamente è colpa pure del pubblico, non sto dicendo è colpa di Rezza, però Rezza c'ha quella voce lì. Possiamo noi come comici rassegnarci al fatto che la massa non capisce niente e continuerà a dargli quella merda per tanti anni? Questo mi chiedo io, cioè davvero non c'è una possibilità di salvarci da quella roba lì? Secondo me sì, e tra l'altro però il problema qual è? Che nel mondo commerciale in cui viviamo, soprattutto quello dell'intrattenimento è molto commerciale, voi sapete meglio di me, non si prova a fare cose nuove, comunque si fatica molto, quindi se si parte dal presupposto che la massa è stupida e non si prova mai a fare niente di nuovo, come fa poi dire la massa pare sempre brutto, però come fanno le persone a vedere le cose nuove se non le fai fare? In questo senso appunto, bene, che perché per dire il programma di Lundini banalmente, che è una cosa divertente, e quello lo fai su Rai 2, già è una cosa positiva, quindi io sono molto fiducioso che la massa in realtà piaccia tutto alla massa, basta che però gli dai la possibilità di vederlo. Ma anche perché numericamente non fanno più numeri di 10 anni fa queste cose. No. Nessuno è in decadenza, penso, ma questi cinepanettoni, insomma. Io gli ultimi che ho visto al cinema non c'era nessuno in sala. Io li guardo, con un po' di un po' come Berlusconi, capito? Era una cosa brutta, salutiamo Papi. Sono brutti, era brutto quando stavano lì, c'era solo quello, però adesso che ormai ti sento un po' robotico, vi chiedo se sono solo io oppure... Sì, no, pure io non lo sento bene. Ora sei senti fermato. bene? A turno mi sono fermato? Sì, sei ma toccava a te. Mi sentite però? Ti sentiamo. Mi sentite robotico? Ora ti sentiamo bene. E sono anche fermo? Ti muovi molto a scatti. C'è una voce molto bassa di tonalità. Non si sente. No, non si sente, dicono che non si sente. Spero non si senta solo Rapone.
E allora niente. Non so, Ragazzi. questa è la mia vendetta personale, perché prima hai provato a farmi fuori e adesso Questo invece è... sono io che questo è un segnale, è come ti sto disturbando. Francesco, intanto ti posso chiedere una Quindi cosa, ma il film... sono finito, quindi? No, adesso scatti un po', faccio una domanda a Francesco e poi torni. Il volo Vabbè. del Calabrone, ti è piaciuto davvero? Ma l'hai scritto te? Il talento del Il Calabrone. talento del Calabrone. Non mi fa dire delle cose, ma tu l'hai No, visto? io l'ho visto perché tu me l'avevi consigliato un po' Allora, giornalmente. E ci sono un po' rimasto male perché cioè, io non conosco nessuno che l'ha fatto, però non mi è piaciuto particolarmente. Cioè, ci sono attori che recitano meglio, attori che recitano peggio, diciamo così. E l'ho trovato un film un po' bruttino per i miei gusti, e poi alla fine ho pianto lo stesso, quindi ci sono rimasto davvero? doppiamente male. Sì, stavo là e poi alla fine No. stavo... Quindi comunque ha funzionato, per carità, senza non lo togliere, però ho detto, bene, l'ha consigliato De Carlo, me lo vado a vedere, invece ci sono proprio dei momenti in cui ho detto Quindi No, ti volevo chiedere questa cosa. a me piacciono quei film così, cioè che non me lo so visto tutto, però non era un consiglio, cioè secondo me c'è qualche è stato fatto di corsa, secondo me, e recitato pure di corsa. Ok. No, infatti ti volevo chiedere questa cosa. Stefano, che stavi dicendo? Stai facendo, mi pare, apologia di Silvio Berlusconi. Sono tornato? Sì. Sei tornato. Ok, secondo me questa è colpa del sistema. No, niente, non mi ricordo più. No, stavo dicendo che li vedo, i cinepanettoni li vedo un po' con tenerezza, perché ormai sono, cioè, non sono più, appunto, non hanno più potere, cioè li vedo come una cosa che fanno ancora adesso, gli restano pochi anni per farli ancora questi film, quindi cioè, anche se fanno queste cose brutte, insomma, non penso che abbiano tanto ritorno, credo. No, Cioè, penso anch'io di no, però comunque sono cose che, cioè, penso anch'io di no. E forse questo anno maledetto sarà proprio la mazzata finale, neanche andato al cinema, addirittura direttamente su Sky, se non sbaglio, l'hanno fatto. Per necessità. No, su Prime. Sta su Prime. Io l'ho comprato là. L'hai comprato su Prime. Però ecco, volevo dire che io ho letto il libro di Neri Parenti, che se non sbaglio è il regista di questo film, e io penso che loro non abbiano idea cioè, di quello che fanno. Non è come René Ferretti che dice che ha fatto tanta merda, no? E se ne lamenta, però la fa perché deve campare. Siamo proprio convinti che stiano facendo delle cose buone. E mi ricordo c'era questa cosa che non so che film era, perché loro si sono comunque piegati a questo politicamente corretto, leggevo in questo libro, Pure. e diceva che a un certo punto hanno anche proprio tolto le parolacce, perché dicevano troppo volgare, quindi hanno tolto non so se in questo ci sono le parolacce, hanno tolto le parolacce, e Neri Parenti ha sentito questi ragazzini che uscivano dal cinema e dicevano: che andiamo a vedere oggi? No, andiamo a vedere questo di Natale. No, non ci andiamo perché ho sentito che non c'è neanche una parolaccia. Perché? Così ha per dire sentito Neri Parenti uscendo da un cinema, tra l'altro. Storia super vera che ha raccontato Neri Parenti. Quindi come se il pubblico in realtà volesse queste cose volgari, però la critica bacchettona insomma, ma non lo so. vuole. Questo è un po' come se la raccontano, come secondo se la me. racconta Neri, che comunque salutiamo, magari venisse, ha fatto un botto di film molto belli, magari venisse a ospite di Tintoria, perché è un mito. T'aggiungo una cosa, visto che parliamo sempre, cioè parlo spesso delle esperienze che ho fatto all'estero, però i comici americani, i comici inglesi, i comici islandesi o sudafricani non hanno sti problemi, raga. Cioè nessuno parla di ste cose, non c'è un podcast che parla di ste cose così. Infatti Tintoria unico al mondo, questo volevi dire. Cioè non è che cioè, diciamo la comicità commerciale la fanno tutti, ovunque ci sta, non è che ci sta solo Dave Chappelle in America, ci stanno le cose mainstream, ma nessuno ha di questi problemi, perché là è molto chiara la differenza tra una cosa estremamente bassa e una cosa di qualità, diciamo, no? Là è molto chiaro. Qua il successo delle cose basse condiziona le cose di qualità, quindi anche se tu dici voglio fare un'altra cosa, le logiche però con le quali cercano di farti fare quella roba sono le stesse delle cose non di qualità, e quindi che sia
una risata finta o un suono tipo una trombetta, tutto deve essere trivializzato, capito? Perché il pubblico non capisce un cazzo e quindi tu devi abbassare il livello. Perché la roba che funziona è quella roba lì. Non so se è chiara questa roba qui. Sì. Cioè, condiziona questa cosa qui. Io non ho mai sentito un comico americano, sudafricano, inglese lamentarsi della comicità televisiva loro, perché gli spazi ci stanno e ci sta anche la consapevolezza della differenza tra una cosa così e una cosa cosà. Senti, ti puoi fare un'altra, allora, se poi quando tu devi andare, che comunque stasera c'è No, io ho ordinato la pizza, quindi era solo, mi sono ecco. distratto un attimo solo per ordinare la pizza. Senti, per cambiare un po' argomento, per tornare a una cosa, tu adesso hai un nuovo... Che c'è succede? C'è un'altra domanda. Vai. Prima di cambiare argomento. Vai, Ste. No, cambiamo. No, io devo, appunto, si parlava di mainstream, secondo te qual è il mainstream adesso? Cioè, a parte, visto che questo appunto non è più mainstream, ma ormai i cinepanettoni sono politicamente scorretti, a quanto pare. Cioè, qual è il mainstream? Cioè, che Cozzalone, non lo so, quale potrebbe essere? No, il cinema sicuramente che Cozzalone. Televisione Fazio. Da Fazio ci stanno comici in continuazione. C'è la Littizzetto, ci sta il Mago Forest, ci sta Ale Franz, tutte gente che Mago Forest lo conosco pure, sono un grande fan del Mago. Non so, salutiamo tutti. Là l'avevamo conosciuto insieme, se non sbaglio, una volta era venuto pure insieme a Milano, non so chi c'era quella sera che ci siamo conosciuti, è stato, io lo adoro il Mago Forest. Grande lui, anch'io a me mi fa proprio morire da risate. Michele, sì. Ci sta Frassica, cioè ci sta sempre comici da Fazio. Semplicemente non siamo noi, e forse è giusto così, non so come dire, però quando è vero che il mainstream non è più come prima, ma è anche vero che Brignano comunque fa un programma in prima serata su Rai 2, Crozza fa il suo programma sul 9, cioè esistono, sono pochissimi programmi comici in Italia, però ci stanno, mi sembrano anche quelli di nicchia, però, perché cioè, pure Fazio, però te lo cioè, non è che tutti se lo vedono, non lo so. Cioè, no, ma il problema il problema di quantità di comicità ci stanno pochi programmi comici in Italia, ci stanno più podcast che comici. Non ti permetto. No, però è vero, cioè ci stanno pochissimi programmi di comicità in Italia, è un dato di fatto, ci stanno pochi comici. Poi, tra l'altro, in Spagna, detto in un periodo in cui sembra sempre ce ne stanno tanti, però effettivamente ci stanno pochi comici. Ma guarda, scrivono della Spagna, in Russia ce ne stanno tantissimi, cioè ce ne stanno un botto all'estero cioè noi abbiamo proprio pochi programmi comici, probabilmente perché c'è stato un momento in cui la comicità andava benissimo, era una bolla, e poi è scoppiata sta bolla, ma non fanno più manco Made in Sud, penso, adesso. No, mi sa di no. Né Colorado né Zelig, che sono i macro cluster di comicità. Made in Sud mi sa che lo facevo fino a qualche mese fa, lo facevano, se non sbaglio, Made in Sud. Ma c'è un altro dettaglio che ne parlavamo con Marco Santin della Jalapas all'ultima puntata di Tutti a Casa, che salutiamo. C'è un dettaglio molto, la lunghezza dei programmi televisivi italiani, che poco si sposa con la comicità, perché la comicità ha bisogno di tempi più brevi. Quindi ci stanno programmi tipo di intrattenimento che durano 3-4 ore. Cioè non so quanto dura un Grande Fratello VIP o sta roba, ma dura un botto, penso, perché io a volte giro ancora lo trovo lì. Quindi diciamo che la televisione la situazione è questa, il radio non ne parliamo, al cinema pure. Internet è un po', cioè il mainstream in internet non so quale sia il mainstream in internet, però credo che più o meno le dinamiche siano quelle. Gli youtuber credo siano i mainstream in internet, che fanno palinsesti, e poi qui mi correggeranno le persone, fanno tutti la stessa cosa al mio occhio gli youtuber, cioè ci stanno 10 format che possono fare gli youtuber e poi ognuno li fa
a sua declinazione, però più o meno fanno tutti la stessa cosa. Lo dico questo da youtuber che adesso sta facendo un video di 1 ora e 8 minuti, quindi questo endorsement di Francesco De Carlo. Però è bella sta cosa che ci stanno contenuti più lunghi su... Io adoro, varie volte le persone hanno detto ma perché il podcast è così lungo? Proprio perché siamo sempre su Instagram e sulle cose, a me va di fare una cosa lunga dove la gente parla, non c'ha tempi, possiamo prenderci il nostro tempo per ascoltare e per rispondere, e poi la gente se lo sente in 4 spezzoni, oppure non se lo sente se non c'ha tempo e si sente la puntata dopo. Sono grande fan di queste ore e 10 di podcast. Senti, tu stai facendo questo... Stefano, possiamo andare avanti? Sì. Chiedo, perché... Vai. Vado. No, ero solo curioso di sapere come sta andando, perché poi non ti vedo dal vivo da un po'. E come sta andando lo spettacolo nuovo cantato? È la cosa bellissima. No, è la cosa più bella. Io non vedo l'ora di tornare a cantare sul palco. Cioè, è la cosa più stupida che ho fatto in vita mia. Mi diverte troppo. È veramente, sia mai tu che un duo, un altro paio di matti, abbiamo scritto delle canzoni. Stefano è venuto al primo spettacolo. Pure tu, Daniele. No, io non c'ero. Ah, non c'eri, no. Abbiamo scritto 25 canzoni, siamo saliti sul palco, le abbiamo fatte ed è andata molto molto bene, quindi è una cosa che mi piace tantissimo, quella e mi prende proprio la felicità quando ne parlo, perché non vedo l'ora di riprendere la chitarra e scrivere canzoni comiche. E allora, siamo arrivati al momento delle domande dal pubblico, mi sono allontanato dal microfono. Ce n'è una soprattutto interessante che dice, ma magari è tratta da un tuo monologo, io non mi viene in mente. Hai mai nutrito forti dubbi a comprare carne in un supermercato all'estero? Non so se si riferisce a una battuta, non me la ricordo. Magari è una domanda vera. Forti dubbi a comprare carne a un supermercato? No, mai avuto, ne ho mangiate di carni all'estero, non so. Io mi compravo, quando stavo in Erasmus in Inghilterra, da Tesco facevano le offerte 3 polli 10 pound e mi compravo i polli interi a 3 e me li facevo al forno alle 3 di notte, quando ancora le canne me le facevo 4, anzi lo cucinavi. Sì, davvero, no, ma certe volte proprio le scene pietose, sai, quando torni imbriaco presto, tutto sommato, perché in Inghilterra le cose chiudono presto, quindi alle 3 torni a casa, accendi il forno, intanto vai in bagno, ti giri una canna, il forno manco si scalda, butti dentro il pollo, fumi, poi ti mangi il pollo alle 5, ti sdrai sul letto col pollo nella stanza che puzzolisce tutto, e infatti poi ho iniziato a fare stand-up, perché da lì puoi solo fare il comico. E che compito... Ho sputato sul microfono. Che compito avevi al Parlamento europeo? Deve essere stato terribile per passare alla stand-up. Questo, oppure compatito. No, lavoravo come ufficio stampa. Ho iniziato nel 2009. No, nel 2000, scusami, nel 2009 ho finito. Nel 2005 ho iniziato, 2005-2006. Lavoravo per Giulietto Chiesa, compianto giornalista che è scomparso l'anno scorso. No, non puoi. È scomparso purtroppo quest'anno. E niente, facevo l'ufficio stampa, addetto stampa suo, e la cosa mi ha permesso di fare tanta esperienza a livello di scrittura, di pubbliche relazioni, cioè ero appassionato di politica, e con il fatto che ho abbandonato, lui ovviamente non c'entrava niente, anzi lui mi ha fatto conoscere un sacco di gente figa grazie a questo lavoro. Mi sono rotti i coglioni a un certo punto, perché la politica italiana è molto pallosa a un certo punto, no? E quindi ho detto, avevo scritto una canzoncina che era Sinceri tu, dedicata a Berlusconi, scritta dalla Carfagna. Ho capito adesso. Sinceri tu, e la Radio Globo l'aveva presa, aveva detto, ma puoi venire a fare un salto a vedere, c'avevo degli amici a Radio Globo, e da là ho iniziato a fargli scherzi al telefono, se no non avrei mai iniziato probabilmente a fare il comico. Tu quindi stavi a Bruxelles? No, stavo a Roma, all'ufficio del Parlamento Europeo a Roma, ma andavo spesso a Bruxelles. E com'è la scena comica? Vabbè, adesso non facciamo. A Bruxelles? Andavi mai? No, perché era prima ancora della comicità. No, insomma, manco andavo a fare spettacolo a Bruxelles. Cioè, un paio di volte mi hanno chiamato, ma è saltato per la pandemia uno spettacolo a Bruxelles. Pensa, mi dispiace. Allora, io farei questa domanda che è per te, ma un po' generale. Vedi che ho fatto di nuovo la chiosa, ti ho fatto pensa, mi dispiace, non riesco ad andare avanti senza.
questa domanda che è un po' per tutti e tre, è un po' lunga e potrebbe essere, insomma, che ci avvia verso la conclusione del podcast. Volevo sapere, chiede Pietro, come vivi la questione dei social? Mi spiego meglio. Per voi comici i social sono molto utili perché vi possono dare grande visibilità, ma allo stesso tempo vi limitano perché nel momento stesso in cui mettete un vostro pezzo online ve lo bruciate e non potete più farlo dal vivo. Più è bello il pezzo, più visibilità vi darà, ma allo stesso tempo sarà un peccato non poter riproporre dal vivo un pezzo tanto valido. Volevo capire come vivete questa contraddizione nella vostra professione e quali soluzioni ci sono. E poi aggiunge tutta una cosa sulla storia. È successo anche con l'avvento della televisione, perché i cabarettisti una volta prima della televisione c'erano uno spettacolo e portavano in giro per tutto il mondo all'infinito, poi arrivata la televisione, lo fa in televisione e lo spettacolo non lo puoi più fare. Questa è una domanda che pongo a tutti e tre. Vado io? Vai tu. Vai. Io non mi sono mai piaciuti i social, non ho mai pubblicato roba mia per anni sui social perché mi stavano sul cazzo, ogni volta arrivava un commento negativo ci rimanevo male, poi i miei video non mi piacevano perché i primi erano appunto ubriachi, ero ubriaco sul palco e non erano efficaci. Credo che questa cosa di bruciarsi il pezzo è vero fino a questo punto, perché scusami, fino a un certo punto, stavo leggendo un commento, fino a un certo punto, perché per esempio Battista, che io gli ho visto fare, o Lille e Greg, che gli ho visto fare le stesse cose 5, 6, 7 volte io, nei vari spettacoli, quando uno è bravo, se il pubblico già conosce quel pezzo, fa ridere lo stesso, e questi comunque sono comici molto preparati che escono dal palco. Il problema è se i social ti danno una visibilità tale che ti fanno credere che con un pezzo tu sei un comico, e a quel punto c'hai, diciamo, è un equivoco che tu vivi. Fino adesso io ho sempre odiato i social, adesso c'ho un mio video, quello in inglese, che ho pubblicato 7 mesi fa, non se l'ha inculato nessuno per 7 mesi, e nelle ultime 2 settimane è esploso, non so perché, ma non lo so per davvero. Ma tant'è che le statistiche dicono è esploso in Italia o in England? in Italia. Ah, ok. Che sto rincorrendo Luca Ravenna per chiedergli come cazzo è possibile, perché secondo me Luca Ravenna è il figlio di YouTube, del signor YouTube. Certo. Perché non riesco a capire com'è possibile, cioè perché è esploso questo pezzo cioè dove sono finito? Perché veramente Comedy Central. No, prima di Comedy Come no? Central. No, sul mio YouTube, sul mio canale YouTube c'è un video che ha 300.000 visualizzazioni. Non era in contemporanea col fatto che è uscita il teaser di Comedy Central, quindi hanno visto su Comedy e quindi hanno cercato. Non credo. Guarda, dalle statistiche puoi vedere in quale percentuale di click è dai video consigliati, cioè se sei finito tra il video consigliato di qualcuno, capito? Che se tu sei finito al video consigliato di Vasco Rossi che fa Vado al massimo, che ha 30 milioni di visualizzazioni, certo. Allora se finisci là diventa... Ma poi un sacco di bei commenti, e quindi solo per dire che io prima non mettevo la roba perché non sa ancora, mo che sta cosa sta andando molto bene, viva i social, non vedo l'ora di mettere qualcos'altro in più. Ma infatti sì, sono queste botte, queste proverbiali botte di culo, che è un altro titolo di un video di Francesco De Carlo, se non sbaglio. Le celeberrime. Esatto. Se posso aggiungere un'altra cosa, anche un messaggio ai giovani comici, calcolate che può pure succedere che YouTube, che vi fa conoscere alle persone, è un grande strumento, però può pure succedere che te fai uno spettacolo e ci lavori tanto, lo porti in giro per l'Italia e poi dici ma adesso lo metto su YouTube così avrò un sacco di risalto, e poi scopri così di non essere virale e fai poche visualizzazioni rispetto a quello che ti aspettavi e stai moggio. Questo dico per esperienza, chiedo per un amico, Ma infatti ecco, vedi, ci scrivono sui commenti che l'ha consigliato forse Comedy Central proprio. Ecco, vedi, allora Arcano, tra l'altro mi chiede se si mangia bene al qui qua, che è il bar dove io e Ciccio Lancia mangiavo tutti i giorni perché sta sotto alla produzione, quindi sempre Fidelis, palesati e salutaci qualche volta, che stavo tutti i giorni là, quindi qua. È un bar a Prati, che è un quartiere della città di Roma, che è la capitale d'Italia. Quindi d'Europa. Ma quindi sì, alla fine se vanno bene i video sono belli i social, giustamente. Cioè, sì. Nel momento in cui vanno bene. Ma se invece quando devi, male sono brutti. quando devi spingere,
Rieccolo. È tornato il cyborg. Mamma mia, quando gli prende Dio così mio. non si sopporta quando fa così. Uffa. Adesso Sì. Ogni tanto ti senti, ogni tanto laghi, vabbè, perché prima sei tornato spontaneamente, quindi continua a parlare con Francesco. fammi dare un consiglio ai giovani comici che ascolti. Fai dare un consiglio a Francesco, fai un consiglio a Francesco. Dai consigli. No, dicevo che mettete la roba su YouTube, ragazzi, cioè non succede niente, cioè ormai non si fa più male nessuno, né in televisione, né in radio, né al cinema, e vediamo stasera, perché magari carriera finita. No, sto dicendo però, non abbiate paura del giudizio, perché io ho sbagliato per anni questa cosa. Cioè, se uno mette un video su YouTube e non piace, se dopo 2 mesi ne metti uno che funziona, non è che ne ha messo uno 2 mesi prima e non piaceva e allora stai nella merda. E soprattutto su internet è veramente un fast food, e quindi metteteli e non abbiate paura, perché anzi magari arrivano dei consigli dal pubblico, insomma. Però io effettivamente io però esattamente, se metto una cosa su YouTube, cioè se metto un monologo su YouTube, io poi non lo faccio più dal vivo, il monologo, poi magari una battuta sì, però tipo io lo spettacolo mio vecchio che sta su YouTube, io non è che mo vado in una città a fare lo spettacolo mio vecchio, perché magari seppure ci stanno 100 persone al pubblico e 10 già si sono viste lo spettacolo e io gli faccio quello spettacolo. Vabbè, però Daniele, siamo professionisti. No, lo faccio lo stesso, però mi dispiace. Cioè, io di solito faccio così: metto un video su YouTube una volta che l'ho fatto. È finito, ma questo è corretto. In giro per l'Italia, e quindi questo è corretto. Al vivo non lo vedete più. A volte non faccio questa cosa, faccio i video su Comedy Central quando sono proprio ancora all'inizio. Sto facendo di scrivere, quindi poi può darsi che vedrete fra 3 anni un pezzo che avete visto su Comedy Central l'altro ieri. Questa è un'inculata un po', questa è un po' la nostra inculata. Noi li facevamo dicendo tanto non se lo vede nessuno, poi hanno cominciato da YouTube e sono risultati video vecchi di 6 anni fa e uno dice ma quel video io non l'avrei fatto così, l'avrei fatto diverso, e poi sotto non c'è scritto questo vecchio video, e quindi vabbè, il problema è che non l'hanno caricati allora, no che li caricano adesso. Ma sì, ma questo è un po' il problema, perché poi quando tu vedi uno special di un comico americano, quella è la fine di un tour di 3 anni, 3-4 anni che si è fatto quei pezzi in giro, e non è che ha fatto 50 spettacoli l'anno, quei pezzi l'ha provati 300 volte l'anno nei comedy club. Quando ha finito quella cosa c'ha un'ora perfetta, va sul palco, registra, tu la guardi, dice è perfetto. Invece noi facciamo, provi un pezzo qua, lo provi una seconda volta, vai in televisione e rimane per sempre quella roba lì. Ma al di là che sono più bravi quelli, però cazzo, a noi ci dice proprio male che siamo giudicati su pezzi che non sono rodati, perché poi il pezzo si scrive nei vari spettacoli sul palco, no? Si migliora. Sì, devi imparare le distanze, le pause, le misure, le parole da cambiare, l'ordine della scaletta. Invece non abbiamo diciamo lo spettacolo tuo di Edoardo, di Saverio, ma pure quello che Luca ha messo, cioè tutti i nostri spettacoli rispetto a un comico americano sono 200 ore in meno di palco, più o meno. Sì. Perché proprio noi non abbiamo le strutture, i posti dove provarli. Ma ce l'avremo, ce la faremo, come si suol dire. I nostri figli ce li avranno. Ce li avranno. Sì. La cosa brutta è questa, effettivamente sì, che il motivo per cui molti di noi hanno pochi video su YouTube è perché cioè, se poi li metti, cioè secondo me il rischio è che poi tu li fai, magari è vero che su 100 persone che ti vengono a vedere, magari 60 non ti hanno mai visto, pure 70, però magari quelli che sono, per dire, i fan, quelli che magari se lo rivedono di più. Guarda, come dicono, ho letto prima un commento, comunque a volte può essere bello rivedere lo stesso spettacolo. Effettivamente, addirittura io credo che il pubblico lo apprezzi anche di più, perché però è il pubblico che dovrebbe venire apposta per quello. Cioè, se uno ma è ovvio che scusami, però stiamo parlando di un pezzo, non di uno spettacolo intero, Però metti un pezzo, metti un altro pezzo, ne metti 3, comunque hai fatto mezzo spettacolo, per dire. Ma guarda, io per esempio adesso stanno pubblicando i miei video su Comedy, io sono sereno perché c'è uno spettacolo nuovo da portare in giro, però sono sicuro che i pezzi migliori di quello spettacolo li farò come bis alla fine del mio spettacolo, e la gente gli piacerà vederli perché comunque si è visto un'ora di spettacolo nuovo. Quindi quelli sono sempre ottimi alla fine dello spettacolo, sono più rodati, sai che vanno bene e chiudi proprio alla grande. Salire. Va bene, ragazzi, io sei ricominciato a fare il robot. Fra, che dici? Io andrei verso la chiusura. Va bene.
E abbiamo fatto 1 ora e 23 che mi è piaciuta moltissimo. Tanto adesso, mentre Stefano fa il cyborg, io devo prima ringraziare delle persone perché ho fatto questa cosa, la spiego a Francesco. Ho messo su YouTube, si può mettere che sotto la foto profilo, diciamo, il banner del tuo canale YouTube, in basso a destra c'è sì il link al tuo profilo Instagram, ma anche il link al tuo PayPal. Perché mi sto a comprare un computer nuovo e perché questo qua veramente non sta in piedi. E quindi ho detto alle persone: oh, se qualcuno mi va di dare un piccolo contributo, e delle persone lo stanno facendo, dei fan di Tintoria lo stanno facendo, e quindi devo ringraziare, già ho ringraziato le persone, ma Roberto Bizzozero, Filippo Miniati, Ettore Malaspina, l'ho scritto 2 volte Filippo Miniati, quindi mi sto dimenticando di qualcuno, che hanno contribuito a questa causa, cioè che comprare un computer che non sia un MacBook che non canta quando gli dico converti questo video. Detto questo, Fra, stasera c'è il tuo programma, a che ora? 22, fra 22, un'ora e mezza. Avete tempo di cenare, poi sintonizzatevi su Now TV e su Comedy Central. Che fai a Natale? Aspetta, e soprattutto sulla pagina Facebook di Comedy Central. In diretta sulla pagina Facebook di Comedy Central. La commentate, prima che inizia, bellissimo, fantastico. Mi hanno detto che si dice PayPal e no PayPal, e quindi su PayPal. Che fai a Natale, Fra? Sono in famiglia, mi sono tamponato oggi e vedo i miei genitori dopo un po' di mio fratello soprattutto, che stava in Giappone, caro Stefano Rapone, ed è tornato, e quindi lo riabbraccio dopo 1 anno e mezzo, e quindi famiglia, solo noi però. Domanda tra bocchetto, e a Capodanno? A Capodanno, ma sai che mi sa che sto proprio da solo a casa? Pure io. Ma sto da solo a casa perché la mia ragazza se n'è andata a casa sua in un'altra regione d'Italia, e io mi faccio sto Capodanno da solo, però posso dire, sono pure contento, cioè io non ho mai fatto un Capodanno da solo, e se questa è l'occasione mi faccio Capodanno da solo. Stavo pensando di fare un tintoria di mezzanotte, però c'è propaganda, quindi devo capire se fa sta tintoria dove invito un po' di gente random. Sicuramente faremo un tintoria di Natale il 25 dicembre io e Rapone. Bene. Può essere, se arriva un invito a tintoria alle 4 di mattina del 1 gennaio, sono io da solo a casa ubriaco, vi mando gli inviti, dove stanno gli amici miei? Può essere. Io penso che pulisco il bagno con l'occasione. Quale migliore occasione? Quale migliore occasione per fare il... Non farebbe male. Va bene, allora siamo arrivati in chiusura. Ringrazio tutti quelli e quelle che ci hanno seguito. Se avevate domande a cui non abbiamo risposto, ce le inviate per la puntata del 25 dicembre, che siamo solo io e Rapone, quindi risponderemo un sacco di domande. Adesso andate a cena e poi sintonizzatevi o su Comedy Central o su Now TV o sulla pagina Facebook di Comedy Central per vedere la prima puntata di The Roast of Italy. Twittate, senti qua pure. Bravo, storie. Twittate, fate storie, usate gli hashtag giusti, dite che è molto bello, pure se non lo vedete questo. Esatto. Mi sentite? Mi sentite sì, adesso? Adesso poi smettete di fare sta gag del robot. C'è anche su Twitch, quindi poi fate... Adesso sì, facciamo un pre tutti a casa, e un post con un commento della prima puntata con Ciccio Lancia, che ricorda Twitch di Ciccio Lancia. Comunque posso dire una cosa bella sulla cosa che io ero molto restio su internet, è vera sta cosa, però sto podcast, ovviamente anche l'esperienza di tutti a casa, vedo che stanno nascendo altri podcast, la cosa figa veramente è che si creano queste community e che uno pensa solo al prodotto, no? E invece è proprio bello avere una community di riferimento, perché poi alla fine il pubblico deve andare un po' a cercare, anche gli appassionati di comicità ci stanno, cioè pensare che la comicità non interessi a nessuno è proprio stupido. È una cosa figa che state facendo, un po' voi che siete un po' più smanettoni, è molto importante anche da un punto di vista culturale. Senti che t'ho detto, senti che t'ho detto a Tinti. Mamma mia, questa poi la clippo e la metto come mio epitaffio. Stava a fare una cosa culturale lui che era smanettone. Va bene, grazie mille Fra, merda per stasera, ringrazio anche Stefano Rapone. Grazie, ciao, merda. Ciao ragazzi, ciao a presto. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Ciao.